Buonasera, siamo qui in questa bellissima piazza con dietro questo meraviglioso albero in un clima molto suggestivo. Da parte mia e da tutti noi di Milano, un pensiero per questo periodo di feste. Da sempre il Natale è significato di affetto, di vicinanza, di calore, di nascita e soprattutto di amore. Amore per chi ci vuole bene, a cui vogliamo bene, calore umano, vicinanza reciproca. Il Natale è simbolo di bontà, bontà universale, il Natale, ma non solo il Natale. Queste feste servono e dovrebbero servire a farci ricordare che la bontà vale tutto l'anno. Dobbiamo sempre tenere presente di tenerci strette le persone che ci vogliono bene, di tenerci strette e voler bene a chi ci vuole bene e ci ama. La bontà. La bontà non solo a Natale, è un pregio nobile che ci rende persone migliori. Amate e volete bene a chi ci vuole bene e vi ama, perché le persone che vogliono davvero bene e che ci vogliono davvero bene, realmente, non sono poi così tante. E quando qualcuno ci vuole bene, queste persone sono doni, diamanti, e teniamocele strette, facciamo loro del bene, vogliamo loro bene. Circondiamoci di questi diamanti preziosi, di persone che ci amano e che tengono a noi, realmente. E se ci riusciamo, evitiamo di far loro del male, di farle soffrire, perché la cosa più brutta è far soffrire chi invece a noi vuole bene. La bontà è un dono prezioso, usiamola. Non è stato un anno facile, purtroppo, per nessuno di noi. Abbiamo passato e sofferto il distacco forzato, le restrizioni, la paura del contagio. Molti hanno perso la vita, da soli, isolati, e molti hanno perso i loro cari, amici, parenti, persone vicine a cui volevano bene e che amavano. Molti hanno perso persone da cui erano amati, persone con cui fino a pochissimo tempo prima condividevano la vita, ogni giorno, persone che si amavano e da cui erano amate. Non è stato bello, no, è stato difficile ed è difficile. Ecco perché le persone che amiamo e a cui vogliamo bene sono la nostra felicità. E appunto, le persone che ci amano, le persone che ci vogliono bene, sono diamanti, diamanti rari. Teniamoceli stretti, non feriamoli, vogliamo loro bene, cerchiamo di essere orgogliosi del loro bene, siamo loro riconoscenti perché chi ci vuole bene lo fa gratis, ci dona il suo amore, il suo tempo e ci dona se stesso. Teniamoci stretti chi ci ama perché il vero bene è raro. E da questo pensiero vi auguro buon Natale e vi auguriamo buon Natale da tutta la redazione di Damiano.